Il futuro dell'ospedale Codivilla di Cortina sembra meno incerto. Questa è l'impressione positiva del sindaco Andrea Franceschi, che stamattina, come previsto, ha incontrato il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Sul tavolo il prosieguo dell'attività dell'ospedale Codivilla Putti dopo la decisione del Consiglio regionale di porre termine alla cogestione sperimentale mista pubblico-privato della struttura. L'approccio, ha detto il sindaco, è stato molto positivo, ha trovato terreno fertile per la costruzione di un percorso che porterà ad una soluzione stabile per il nostro ospedale. Oggi, riferisce il primo cittadino, ho la sensazione che abbiamo compiuto il primo passo positivo verso quella meta. Dal canto suo il governatore Luca Zaia non si è fatto trovare impreparato. Gli elementi chiave della vicenda, compresa la situazione dei dipendenti privati della struttura, sono noti a Zaia, aggiunge il sindaco di Cortina. Con il presidente della regione si è parlato del potenziamento dei servizi salvavita come l'emergenza-urgenza e della possibilità di ospitare ambulatori specialistici. Voglio che i cittadini sappiano, sottolinea ancora il sindaco, che la regione e il presidente Zaia non si occuperanno della situazione in un futuro più o meno vicino. Hanno già iniziato a farlo, garantendo che in questo percorso il comune di Cortina sarà l'interlocutore principale. Un segno inequivocabile di attenzione e della volontà di arrivare ad una soluzione stabile che fa ben sperare anche sui tempi. Penso, ha concluso Franceschi, che a breve la Regione presenterà le sue proposte che il Comune da parte sua è pronto fin d'ora a sostenere, facendo la sua parte fino in fondo per garantire alla sanità ampezzana il futuro che merita.